Perseguitava la ex con chiamate e messaggi, minacciandola e appostandosi nei pressi della sua abitazione e dei luoghi che frequenta, fino a quando la donna, in stato di gravidanza, ha deciso di rivolgersi ai carabinieri. I militari della stazione di Romano Dezzelino hanno denunciato per atti persecutori un 32enne residente a Cavaso del Tomba che non voleva accettare la fine della sua relazione con la giovane trasferitasi a Romano Dezzelino. I comportamenti dell'ex erano diventati sempre più oppressivi da ottobre, culminando il primo dell'anno con un messaggio nel quale annunciava alla donna la volontà di recarsi a casa sua per parlarle. Spaventata da questa evoluzione di una situazione già pesante, la malcapitata si è rivolta ai carabinieri e una pattuglia è subito uscita intercettando lo stalker proprio nelle vicinanze del domicilio della ex. È scattato quindi il protocollo Codice Rosso e il 32enne è stato sottoposto alla misura precautelare personale, che prevede il divieto di avvicinamento alla vittima e ai luoghi frequentati dalla giovane donna. Non potrà neppure chiamarla o contattarla in alcun modo.